When everybody's stealing by dawn of a new day, dawn of a new day. When I forget everything around me that I say, around me that I say. Can't take the DJ. Trentatreesima edizione del trofeo Fiaschi Cavaliere Alfredo, classica per quanto riguarda la categoria juniores, con partenza ed arrivo a Vergaio di Prato. Un appuntamento importante a poche settimane dai campionati europei che si terranno nella settimana del 21 di luglio, un appuntamento, un ultimo test in vista di quell'importante manifestazione, e servirà ancora a definire quelle che saranno le nazionali al via dei campionati europei. Tanta agguerrita la partecipazione con le atleti provenienti da tutta Italia, insomma non manca davvero niente, sarà sicuramente una grande edizione del trofeo Fiaschi, giunto alla 33esima edizione. Prima esperienza in maglia tricolore per Matteo Trippi, l'emozione è tanta a correre con questa maglia, quali sono le sensazioni alla partenza? Ma credo che correre con il numero 1 e con la maglia tricolore non capita tutti i giorni. Quest'oggi cercherò sia di fare una buona corsa, sia di dare una mano alla squadra che in questi mesi mi hanno aiutato tanto, e proverò a difendermi sulla rocca e poi, se c'è l'occasione, proverò ad attaccare in piano. Yuri Pessotto, ci siamo pochi istanti alla via del trofeo Fiaschi, le aspettative alla vigilia di questa gara, una delle più attese della stagione, tanti i partenti, tutti i favoriti, tutti i migliori d'Italia ci sono, cosa ti aspetti? Sì, ho visto liste partenti, ci siamo in molti, ho visto molti nomi già sentiti questa stagione, speriamo di fare una bella gara e speriamo di far bene, insomma. Riccardo Minali, ci siamo pochi istanti alla partenza del trofeo Fiaschi, un percorso impegnativo ma con salite brevi e una probabile soluzione allo sprint. Perfetto, direi. Ma oggi si parte in tanti, ci sono molti corridori forti e il percorso, come hai detto te, è molto impegnativo, quindi cerchiamo di tenere sullo strappo e speriamo di essere in volata. Lorenzo Rota, ci siamo, il via al trofeo Fiaschi, un appuntamento importante in vista del campionato europeo, oggi servirà per essere tra i papabili per quella data, si andrà a definire probabilmente oggi la formazione del campionato europeo. Sì, oggi è una gara molto importante, il percorso non l'ho visto proprio bene, quindi vabbè, vediamo di fare come sempre il meglio. Abbiamo una squadra abbastanza competitiva oggi e speriamo di far bene, dai. Cercherete di rendere la corsa dura o punterete sull'arrivo in volata? No, in volata noi non siamo molto forti, non abbiamo l'uomo veloce, al contrario di altre squadre, come può essere Minali, uno dei favoriti, però cercheremo di fare la corsa dura e vediamo, dai. E abbiamo sentito le voci di alcuni dei favoriti del 33esimo trofeo Fiaschi Cavaliere Alfredo. Andiamo a ricordare anche la presenza del commissario tecnico della Nazionale Azzurra della categoria juniores, Rino De Candido, che ormai da tanti anni segue il trofeo Alfredo Fiaschi alla memoria. Dicevamo, lo abbiamo detto anche nella nostra apertura, un lotto di grandi partecipanti, sicuramente una delle manifestazioni della categoria juniores con il maggior numero di partecipanti, anche con la maggiore qualità possibile al via. Lo vediamo alla firma del foglio di partenza, si tratta del campione nazionale sloveno Domen Novak, quindi non solo Matteo Trippi, campione nazionale italiano, ma anche il campione nazionale sloveno che è al via con la propria nazionale, che è una delle formazioni straniere al via. È presente anche una rappresentativa della Russia, l'abbiamo vista nella foto prima del via. Questi gli atleti che stanno posando per le foto sono gli atleti del team Aurea Immobiliare di Zanica, anch'essa una delle formazioni più attese, con il plurivittorioso della categoria che abbiamo sentito anche prima della partenza, vale a dire Lorenzo Rota. Comunque sono tanti davvero gli atleti che sono attesi quest'oggi, tanti provenienti da tutta Italia e non solo, come abbiamo visto. Il percorso ormai collaudato, quello del trofeo Fiaschi Cavaliere Alfredo, che si disputa con
una prima parte, i primi 4 giri ad ampio raggio con il passaggio sotto l'arrivo e i 4 passaggi dalla salita della rocca. Il finale invece con 3 giri stretti e 3 passaggi in rapida successione dalla salita della rocca. Intanto vediamo Marcello Fiaschi prima del via a fianco al campione d'Italia Matteo Trippi. Le miss sono già pronte in attesa della partenza perché prima del via saranno consegnati alcuni riconoscimenti agli atleti più titolati al via. Rodolfo Gambacciani, che curerà la direzione in corsa assieme a Sanzio Rampogni, precede gli atleti che si stanno portando sul rettilineo di arrivo prima di fermarsi per la consegna dei premi. Eccoci qua quindi con Matteo Trippi che riceve il premio in qualità di campione italiano, titolo conquistato non più di 7 giorni fa, e poi è la volta del campione regionale toscano, vale a dire Riccardo Baldini dell'Aquila Ganzaroli, che riceve il premio da Adriano Benigni, e poi Marcello Fiaschi consegna a Svetlana Bubnenkova un riconoscimento da parte dell'organizzazione a questa grande campionessa del ciclismo femminile. Tutto è pronto quindi per la partenza, che sarà, ricordiamo, ufficiosa, in quanto prima del via ufficiale abbiamo da ricordare 2 persone importanti. Abbiamo da ricordare coloro a cui questa manifestazione è intitolata, vale a dire il cavaliere Alfredo Fiaschi e Lando Fiaschi. Quindi una sosta doverosa nel cimitero dove riposano questi 2 grandi sportivi prima della partenza ufficiale. Giacomo Bacci sarà colui che abbasserà la bandierina del via ufficioso, quindi la parte istituzionale che spetta al presidente del comitato regionale toscano. Noi partiamo con la gara, lasciamo quindi la zona di Vergaio per dirigersi verso il cimitero, dove, come vi ho anticipato, andremo a ricordare il cavaliere Alfredo Fiaschi e Lando Fiaschi. Lando Fiaschi era l'anima dell'organizzazione, scomparso pochi anni fa, era colui che aveva portato il trofeo Fiaschi agli alti livelli di cui lo conosciamo oggi, insieme ad Adriano Benigni e al fratello Marcello, che sono ancora attivi nell'organizzazione. Era davvero un punto fisso per il trofeo Fiaschi, e sono proprio il campione italiano Matteo Trippi, il campione toscano Riccardo Baldini a consegnare questo riconoscimento prima a Lando Fiaschi e poi al cavalier Alfredo Fiaschi. Eccolo qua il momento in cui Riccardo Baldini consegna il mazzo di fiori in ricordo del cavalier Alfredo Fiaschi. Ma partiamo, e questa volta partiamo ufficialmente per la 33esima edizione del trofeo Fiaschi Cavalier Alfredo, quarto Memorial Lando Fiaschi. Si parte quindi per questa gara che, come sempre, regalerà grandi emozioni, con un percorso che è aperto a tante soluzioni, un tracciato che si caratterizza per le 7 ascese verso il Gran Premio della Montagna della Rocca, ma anche un tracciato che si caratterizza per tanta pianura che rende imprevedibile l'epilogo della manifestazione. Il totale dei chilometri sono 120, una delle distanze massime per quanto riguarda la categoria juniores. 120 chilometri che, come vi ho anticipato, si suddivideranno nei primi 4 giri, con il passaggio sotto l'arrivo e ovviamente il passaggio dalla salita della rocca, giri ampi, giri che misurano 20 km ciascuno. Dopodiché andremo ad affrontare i 3 giri finali più brevi, giri finali che con il passaggio dalla rocca ogni 10 km saranno sicuramente molto più selettivi. Abbiamo visto nelle immagini anche Rino De Candido, il commissario tecnico della Nazionale Juniores, che segue con attenzione questa manifestazione. Intanto c'è stata una caduta proprio all'inizio della salita verso la rocca, un salto di catena per il dorsale numero 43 Andrea Previtera, ma tanti altri sono gli atleti che proprio nell'imbocco dell'aspra salita che porta alla rocca di Montemurlo hanno accusato il salto di catena. Forse non si erano preparati a dovere per questa salita, che è sì breve ma presenta
pendenze davvero impegnative. Dicevamo che il commissario tecnico è qua alla vigilia della trasferta in Lussemburgo che partirà giovedì prossimo e ovviamente a poco più di 20 giorni dai campionati europei che si svolgeranno il 21 luglio prossimo in Repubblica Ceca. Tratto in salita verso la Rocca, una salita che misura 800 metri, le pendenze sono impegnative e costantemente al di sopra del 10%. E come vedete subito gli atleti della nazionale slovena sono grandi protagonisti nella prima ascesa verso il GPM della Rocca, che come sempre si anima con il grande pubblico del ciclismo. La Toscana è terra di ciclismo e lo dimostrano queste immagini con il folto pubblico che applaude i corridori nella salita verso la Rocca. Sarà davvero un grande spettacolo per tutti gli appassionati che quest'oggi, grazie anche ad una giornata soleggiata ma non particolarmente calda, hanno potuto raggiungere la Rocca di Montemurlo per applaudire gli atleti al via. E subito un'azione particolarmente interessante: dopo 10 km di gara troviamo un terzetto al comando. Questo atleta che vedete inquadrato è l'aretino Roberto Bulbi della Fosco-Bessi di Calenzano, insieme a lui il dorsale numero 120, vale a dire Christian Kumar della nazionale slovena, con loro il campione nazionale sloveno, vale a dire Novak Domen, che quindi porta a due i componenti della nazionale slovena in questo terzetto al comando. Praticamente due sloveni e un toscano, Roberto Bulbi, che milita nella formazione del campione italiano, vale a dire nella Fosco-Bessi di Calenzano. Lasciamo sfilare i tre uomini al comando, aspettiamo i più immediati inseguitori, che sono un quartetto composto dal sardo della polisportiva monzummanese Emanuele Murtas, insieme a lui con il dorsale 109 Fabio Baronti della Rinascita Ormelle, con il 131 la maglia del team Aurea di Zanica Pietro Andreoletti, con loro il 54 Zaccaria Moudan della Cipollini Assali Stephen. Il plotone invece accusa un ritardo di 20 secondi, quindi una situazione ancora fluida con i tre uomini al comando, Bulbi, Kumar e Novak. A 10 secondi il quartetto che insegue ed a 20 secondi il gruppo che come vedete si allunga alla caccia dei battistrada. Intanto con le immagini siamo in vista del primo passaggio sotto lo striscione di arrivo. Cambia la situazione, adesso sono 11 gli uomini al comando. Andiamo a vedere di chi si tratta. Con il dorsale 52 abbiamo Alessandro Ghellere e Zaccaria Moudan con il 54, sono entrambi della Cipollini Assali Stephen. Con il numero 2 la maglia della Fosco-Bessi è Roberto Bulbi, con il numero 120 lo vediamo inquadrato è Christian Kumar, che è della Slovenia, insieme a lui anche il compagno di squadra, il campione nazionale Domen Novak. Con il numero 80 Vincenzo Albanese della Campi Bisenzio, con il 105 Murtas della Monzummanese, con il 109 Fabio Baronti della Rinascita Ormelle. La coppia del team Aurea è quella composta da Pietro Andreoletti e Simone Ravanelli, con il 171 Marco Morzelli della Work Service Brenta. Questa è l'avanguardia del gruppo, pilotata dal dorsale 25 Giuseppe Giustolisi del team Danieli, formazione friulana, che insegue a 30 secondi dal drappello forte di 11 unità che sta guidando il trofeo Fiaschi Cavaliere Alfredo quando abbiamo percorso i primi 20 km di gara. Intanto Sandro Manzi, che cura il servizio di radioinformazione in corsa insieme al collega Adriano Dini, noi ci portiamo in vista del secondo passaggio dalla salita della Rocca. Sono ancora gli 11 atleti al comando che abbiamo ricordato in precedenza a guidare la corsa. Qui vediamo il campione nazionale sloveno, casacca di campione nazionale, il 121 Domek Novak. Poi abbiamo Emanuele Murtas che gli dà il cambio, si porta in testa proprio in vista dell'inizio della salita verso la Rocca. Anche le maglie della Cipollini Assali Stephen con Zaccaria Moudan, è presente anche il suo compagno di squadra Alessandro Ghellere, ma adesso è Roberto Bulbi che si porta in testa al drappello degli uomini al comando, dove sono presenti anche i due nazionali sloveni che adesso si portano loro a fare l'andatura. Fa il ritmo in questo frangente Christian Kumar, lo vedete
con la casacca della nazionale slovena a fianco al campione nazionale proprio della stessa nazione. Questi sono i più immediati inseguitori, è un quartetto che seguiamo anche grazie alla seconda telecamera in movimento. Quartetto composto da Mirko Calcinai dell'Aquila, Mattia Giannini della Vini Fantini, Federico Manzan, l'ex campione italiano della categoria esordienti del team Rinascita, e Andrea Di Marco del team Vettorini. Questi sono gli inseguitori, ma intanto sulla testa della corsa l'andatura imposta dal nazionale sloveno Christian Kumara sta facendo selezione. Infatti è rimasto praticamente solo il corridore della nazionale slovena, che non dovrebbe avere problemi a transitare in prima posizione al Gran Premio della Montagna. Secondo è il suo compagno di squadra Domek Novak, poi arriva Androletti e quindi la volta di Burbi e la volta poi ancora di Murtas e quindi albanese, poi la coppia del Cipollini a Sali Stephen con Ghellere e Moudan, e poi via via tutti gli altri componenti della fuga al comando. Tratto in discesa con il nazionale sloveno Kumar, che a questo punto ovviamente ben conscio della difficoltà di proseguire in solitaria non fa altro che attendere i compagni di fuga nel tentativo di ricomporre quel drappello che avevamo visto iniziare la salita della rocca, un drappello che era forte di 11 unità e che aveva già dimostrato un ottimo accordo. Eccolo qua che si ricompone praticamente il drappello degli uomini al comando. 11 atleti in testa alla corsa. Quando siamo al passaggio da Montemurlo abbiamo percorso una trentina di chilometri di gara ed eccolo qua Vincenzo Albanese, che è l'ultimo che chiude il drappello degli uomini al comando. Negli inseguitori vediamo adesso sopraggiungere Nicolas Cianetti del team Stabia, è lui il più immediato inseguitore della coppia degli 11 al comando. L'atleta del team Stabia guidato da Antonini però non ci sembra particolarmente convinto in questo frangente. Alle sue spalle invece arriva Andrea Di Marco del team Vettorini, che lo raggiunge e prova a proseguire nell'inseguimento. Il corridore pisano della formazione team Vettorini prova tutto solo quindi a riportarsi. Intanto alle spalle arriva il dorsale 96 di gara, quindi che si tratta del corridore russo Strakov Dimitri, che insegue a 15 secondi, mentre questi atleti che vedete adesso inquadrati accusano un ritardo di 30 secondi dagli 11 al comando. Drappello abbastanza variegato, quello che troviamo ai 30 secondi dalla testa della corsa. Con il dorsale 9 si tratta di Gabriele Bertini dell'Aquila Ganzaroli, con il dorsale invece in questo momento inquadrato 113 abbiamo visto Yuri Pessotto della Rinascita Ormelle, uno dei corridori più attesi al via, che abbiamo sentito anche prima della partenza. Per lui 3 vittorie in questa stagione. Questi atleti, dicevamo, accusano un ritardo di 30 secondi. Ecco il gruppo che accusa invece un distacco pesante in questo frangente, infatti 1 minuto e 15 dalla testa della corsa. Gruppo che, come vedete, per il momento non sembra intenzionato ad organizzare un inseguimento. Adesso ci prova il dorsale 138 Giovanni Iannelli del team Palma Cipriani e Gestri, prova a tenere alta l'andatura con anche le maglie della Fosco Bessi di Calenzano nelle prime posizioni del gruppo e della polisportiva monsumanese Alessio Carni Canyon. Eccoci qua quindi con il gruppo, ma noi torniamo in testa non prima di aver salutato Adriano Dini, che come abbiamo già detto cura il servizio di radioinformazione insieme a Sandro Manzi. Ci riportiamo sulla testa con una situazione che è leggermente diversa ormai in vista del secondo passaggio sotto lo striscione di arrivo. Infatti non sono più 11 gli atleti al comando, ma sono diventati 15. Infatti sulla testa della corsa sono rientrati l'ex tricolore della categoria esordienti Federico Manzan della Rinascita Ormelle, Andrea Di Marco del team Vettorini, i più attenti lo ricorderanno secondo in una Coppa d'Oro di qualche anno fa, esattamente di 2 anni or sono, e poi è rientrato anche Nicolas Cianetti del team
Stabia. Quindi si va ad infoltire il gruppo degli uomini al comando. Intanto concluso il secondo dei 3 giri ampi con il passaggio sotto l'arrivo. Ancora quindi praticamente mancano 80 km alla conclusione, ma questa fuga ha tutte le carte in regola per ben figurare. Alle spalle degli uomini al comando, attenzione a questo corridore, l'atleta russo che si sta riportando è il dorsale 96, Dmitry Strakov, nato il 17 maggio 95, quest'anno si è classificato al terzo posto del Tour dell'Istria che si è corso nel mese di aprile, quindi un atleta particolarmente dotato che già al primo anno nella categoria juniores si era classificato in 8ª posizione al campionato europeo e come ha dimostrato praticamente andando a compiere un inseguimento in solitaria ha ottime doti di passista. Intanto con il dorsale 92 guida l'inseguimento del gruppo un altro atleta russo e come vedete si stanno organizzando, cercano di organizzarsi nel plotone, ma noi torniamo sulla testa della corsa dove troviamo ancora i 15 uomini al comando. Abbiamo percorso 48 km di gara, Emanuele Murtas cerca di incitare i compagni di fuga chiedendo cambi regolari. Adesso a fare l'andatura il 121 campione nazionale sloveno Domen Novak, arriva anche Vincenzo Albanese, eccolo qua l'atleta della Campi Bisenzio, e poi è la volta del dorsale numero 134 e Simone Ravanelli del team Aurea di Zanica. Lasciamo sfilare il drappello degli uomini al comando, siamo ormai in vista dell'inizio della salita della Rocca e Andrea Di Marco che chiude questo drappello tra non molto svolta. A destra inizierà la terza ripetizione del strappo verso la Rocca di Montemurlo. Andremo a vedere se come è successo in precedenza ancora gli atleti sloveni tenteranno di fare un'andatura elevata. Per il momento il drappello degli uomini al comando si mantiene compatto, ma sono ancora nelle primissime posizioni gli atleti sloveni. Adesso Andreoletti cerca di parlare con Novak, forse anche per chiedere un'andatura regolare che possa mantenere assieme questo drappello che è sì variegato ma sta dimostrando di avere un ottimo spirito. Intanto alle spalle degli uomini al comando c'è un drappello di inseguitori, un gruppetto tra cui abbiamo visto anche il campione regionale toscano Riccardo Baldini. Arrivano anche le maglie della Vini Fantini e poi ancora con il 141 è Niccolò Pacinotti del team Palma, Cipriani e Gestri. Lasciamo sfilare anche questi che sono gli immediati inseguitori del gruppo al comando. Vediamo anche altri 2 atleti che si stanno riportando sulla testa della corsa, maglia della formazione bresciana Capriolo e maglia della Work Service Brenta, ma torniamo subito in testa nel tratto in salita dove sono ancora una volta gli atleti della Slovenia a fare il ritmo ed ancora una volta è il corridore con il dorsale numero 120, vale a dire Christian Kumar, a fare l'andatura. Ma attenzione al nazionale russo che si è riportato da poco sulla testa ma è già grande protagonista, infatti arriva secondo al Gran Premio della Montagna subito alle spalle di Kumar. Intanto anche il passaggio degli altri componenti del drappello di testa che vediamo sfilare al Gran Premio della Montagna. L'ultimo a transitare è Andrea Di Marco e questi sono invece i più immediati inseguitori, la maglia del team Danieli, poi quella del gruppo ciclistico romagnano. Arriva anche Lorenzini del Polisportiva Monsulmanese, abbiamo visto anche Colonna e poi Baldini e quindi via via tutti gli altri componenti del grosso del gruppo che al passaggio sotto il Gran Premio della Montagna accusa un ritardo abbastanza interessante, 1 minuto e 30 nei confronti della testa della corsa. Intanto anche è giunto davvero qui il plotone tra 2 ali di folla, guardate lo spettacolo del folto pubblico presente ai bordi della strada, davvero una cartolina splendida per il ciclismo, una gara juniores con un pubblico che neanche tante gare di professionisti possono annoverare. Intanto il passaggio del gruppo che sfila al Gran Premio della Montagna prima di tornare poi
nel tratto in pianura con la testa della corsa, in vista ormai del passaggio sotto lo striscione di arrivo, ed è il corridore della Russia, il dorsale 96 Dmitry Strakov, a fare l'andatura proprio sul rettilineo finale. C'è anche lo sprint per il traguardo volante che viene vinto dal corridore dell'Aurea Pietro Andreoletti davanti al corridore russo Dmitry Strakov. Questi sono quindi gli uomini al comando, che abbiamo già ricordato i loro nomi, ma lo rifacciamo nuovamente anche a beneficio di coloro che si fossero messi in ascolto soltanto adesso. Al comando troviamo, con le maglie della Cipollini Sali Steven, troviamo Ghellere e Moudan. Con la maglia della Fosco Bessi invece Roberto Burbi, con la maglia della Campi Bisenzio Vincenzo Albanese, la casacca invece della Polisportiva Monsumanese per Emanuele Murtas. Con la casacca della Rinascita Ormelle troviamo Federico Manzan e Fabio Baronti. I due nazionali sloveni sono invece Christian Kumar e Novak Domen. Con la casacca dell'Aurea invece è presente la coppia composta da Pietro Androletti e Simone Ravanelli. Della Work Service Brenta invece Marco Morzelli, con la maglia invece del team Vettorini Andrea Di Carlo, mentre per il team Stabia è presente Nicolas Cianetti. Quindi gli uomini al comando li abbiamo ricordati tutti e 15 stanno animando anche questa fase centrale dopo essere stati grandi protagonisti nelle prime battute. I primi a tentare l'allungo sono stati i tre atleti che si sono avvantaggiati nella prima ascesa verso il GPM della Rocca, vale a dire Roberto Burbi in compagnia dei due nazionali sloveni Christian Kumar e del campione nazionale Nomek Novak. E questi invece sono gli inseguitori, i più immediati inseguitori del gruppo di testa. Vediamo con il dorsale 25 Giuseppe Giustolisi del team Danieli, con lui il dorsale numero 115, vale a dire Luca Bonaiti della società sportiva Capriolo, eccolo qua inquadrato dalla nostra telecamera, e con loro il numero 172 Andrea Negrini della Work Service Brenta. Questi invece sono gli atleti che si trovano dietro ancora, quindi il gruppo che accusa un ritardo di 1 minuto e 15 dalla testa della corsa, mentre il terzetto precedentemente inquadrato viaggiava a 40 secondi. Quarta ripetizione della salita verso la Rocca, quindi siamo nel corso del quarto giro ampio, sarà l'ultimo giro ad ampio raggio, dopodiché gli atleti, una volta transitati sotto lo striscione di arrivo, andranno ad affrontare i 3 giri più brevi di 10 km che non prevedono il passaggio sotto lo striscione di arrivo. Intanto sono ancora i nazionali sloveni con Christian Kumar e Domen Novak a fare l'andatura subito nel tratto in salita. Hanno animato praticamente tutti i passaggi dalla Rocca. Adesso è il campione nazionale sloveno che fa l'andatura in questo frangente. Guardate anche le pendenze che assume questa salita, che è sì breve ma presenta pendenze, come dicevamo, sempre superiori al 10%, con punte che arrivano a sfiorare il 20%. Eccoci al passaggio dal Gran Premio della Montagna. Si allunga, come è logico che sia, il drappello dei battistrada, ma sono distacchi minimi. Adesso arriva Roberto Burbi, anche Emanuele Murtas, via via tutti gli altri componenti del drappello al comando. Vi ricordo 15 uomini in testa. Adesso arriva anche Andrea Di Marco, che è l'ultimo a transitare dal Gran Premio della Montagna. Passaggio in discesa per la testa della corsa, con i tornanti che portano la gara verso il passaggio da Montemurlo. E come vedete praticamente si stanno raggruppando gli atleti al comando dopo che si sono allungati, come è logico che sia, nel tratto in salita. Ne approfitto per ricordarvi che la corsa è organizzata dall'Associazione Ciclistica Pratese 1927 e dalla ASD Fiaschi. La gara si avvale del patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Prato, del Comune di Prato e del Comune di Montemurlo, nonché del patrocinio del Tirreno. Il servizio sanitario in corsa è a cura della Croce d'Oro. Abbiamo già ricordato la direzione di gara, che è a cura di Rodolfo Gambacciani e Sanzio Rampogni,
Per quanto riguarda invece i partner a fianco dell'organizzazione, ricordiamo la Banca di Credito Cooperativo di Vignole della Montagna Pistoiese, ricordiamo anche che le istituzioni sono sempre vicine all'organizzazione, ricordiamo anche il contributo della ASM, la società della servizi e mobilità dell'area pratese, dell'Ottica Felici ed ancora del Maglificio Caroline Tricot, della Giovanni Re e Figli SRL ed ancora i traguardi volanti che sono stati sponsorizzati dalla Alaska dal 1978, tessitura a maglia conto terzi. Siamo in corsa, siamo nuovamente in gara, qui vediamo con il dorsale numero 52 Alessandro Ghellere ed è adesso lui che prova ad allungare nei confronti dei più immediati inseguitori nonché controattaccanti, in quanto questo atleta faceva parte della fuga che avevamo visto in precedenza, che si è ricompattata al termine della discesa. Adesso tutto solo si invola, prova a guadagnare qualcosa nei confronti degli ex compagni di fuga. Al suo inseguimento adesso arriva con il dorsale numero 109, si tratta di Fabio Baronti della Rinascita Ormelle, lo vediamo inquadrato in questo momento, dorsale di gara numero 109 per l'atleta veneto. Alle sue spalle vediamo chi sopraggiunge, si tratta del dorsale numero 80 che è Vincenzo Albanese, accusa un ritardo di 30 secondi in questo momento da Ghellere, che si sta per riportare tra l'altro su Baronti, quindi si formerà verosimilmente una coppia all'inseguimento, ma dietro, attenzione, arriva in questo momento il 121 che si riporta, è Pietro Androletti, con lui il 96 Dimitri Strakhanov, quindi adesso è un quartetto che insegue il corridore solitario al comando, ma l'impressione è che piano piano, metro dopo metro, la fuga si stia ricompattando e quindi praticamente tra non molto ci aspettiamo di vedere un drappello sempre più numeroso all'inseguimento di Ghellere, che per il momento ha un vantaggio di una ventina di secondi. Intanto prova ad insistere Strakhanov, lo abbiamo visto che ha compiuto una bella azione rientrando in solitaria sulla testa della corsa. Adesso arriva anche Roberto Burbi della Foscobessi, formazione dove milita anche il campione d'Italia Matteo Trippi. Eccolo qua inquadrato l'atleta aretino, che tra l'altro è compagno di squadra di Matteo Trippi da lunga data, in quanto nelle categorie giovanili entrambi militavano nella formazione valdarnese dell'Olimpia. Intanto dopo Burbi è la volta del dorsale numero 44, si tratta di Francesco Salamone, che è rientrato sulla fuga davvero con una bella azione e adesso si trova praticamente in questo tratto dove c'è stato un notevole scompigliamento in testa alla gara. Si trova praticamente nel gruppetto che si sta ricomponendo alle spalle del fuggitivo solitario Ghellere e dei più immediati inseguitori, che sono un quartetto inseguito da Roberto Burbi. Più indietro questi atleti che raggiungano adesso il dorsale 44 Salamone, e quindi si forma un drappello più nutrito all'inseguimento degli uomini al comando. Situazione comunque ancora particolarmente fluida. Eccoci qua con le immagini dalla telecamera fissa. Questi sono coloro che facevano parte della fuga nata nei primi chilometri di gara, e questo è il gruppo che però accusa un distacco abbastanza notevole, 1 minuto e 30 dalla testa della corsa. Quando abbiamo percorso 80 km di gara, ne mancano 40 alla conclusione e praticamente non transiteremo più sotto l'arrivo prima del traguardo. Praticamente adesso gli atleti si sposteranno in zona Montemurlo Bagnolo, dove andranno ad affrontare i 3 giri con i passaggi ravvicinati dalla rocca, passaggi posti a 10 km l'uno dall'altro. Chilometro di gara 90 in vista del quinto passaggio dalla rocca. Al comando troviamo adesso Roberto Burbi della Foscobessi, poi con il 96 Dimitri Strakhanov della formazione russa, con il 44 è Francesco Salamone della Foscobessi, con il numero 80 Vincenzo Albanese della Campi Bisenzio, con il numero 109 Fabio Baronti della Rinascita Ormelle, con il 131 è Pietro Andreoletti del team Aura di Zanica, con il 105 invece Emanuele Murtas
della Polisportiva Monzummanese, con il dorsale numero 171 Marco Morzelli della Work Service Brenta, con il dorsale 52 Alessandro Chellere, che fino a qualche chilometro fa viaggiava solitario al comando. Quinta ripetizione della Rocca e attacca con decisione Roberto Burbi, tratto impegnativo questo con le pendenze che sono intorno al 13%. Adesso si siede, più composta l'azione del corridore russo alle sue spalle, che sembra in grado di rientrare. Si potrebbe formare quindi una coppia. Intanto questi sono gli inseguitori e sono coloro che facevano parte della fuga del grosso gruppo che si era formato al comando a metà gara. Vedete i due nazionali sloveni che hanno a lungo animato le fasi centrali di corsa con i primi passaggi dalla Rocca. Si sta infoltendo questo gruppo che adesso insegue a circa 50 secondi dalla testa della corsa, e che loro tra non molto andranno ad iniziare la salita verso la Rocca. Intanto attenzione, perché il corridore russo Strakov si è riportato su Burbi. Adesso prova a lui stesso a imprimere un ritmo interessante sulla testa della corsa. Alle sue spalle non molla un metro il bergamasco Pietro Androletti del team Aurea di Zanica, quindi si forma una coppia al comando. Un po' più in difficoltà invece Roberto Burbi, che viene superato anche da Emanuele Murtas, e poi quindi arriva Burbi e quindi è la volta di Francesco Salamone. Più indietro invece vediamo Fabio Baronti, insieme a lui Alessandro Chellere. Questa la testa della corsa, ma torniamo in pianura, perché al termine della discesa troviamo ancora in testa, e questa volta sembrano intenzionati a voler proseguire, vale a dire Dmitry Strakov e Pietro Andreoletti, ma abbiamo intravisto anche la sagoma dell'atleta della Polisportiva Monzummanese Alessio Carni Canyon, vale a dire Emanuele Murtas, che si sta riportando su di loro. Prima di vivere il finale di questo 33esimo Trofeo Fiaschi Cavaliere Alfredo, una notizia che tocca tutti gli appassionati di ciclismo. Infatti era una delle figure più conosciute nell'ambito del ciclismo toscano, era presente al Trofeo Fiaschi e purtroppo il giorno successivo si è spento a causa di un infarto. Si tratta del giudice in moto Giancarlo Vichi, e va a tutta la famiglia e a tutti i conoscenti vanno le condoglianze della nostra redazione e un ringraziamento per tutto quello che ha fatto per il mondo del ciclismo. Questi sono i più immediati inseguitori, con Chellere, Salamone, Burbi e il corridore della rinascita Baronti, i corridori che inseguono a una ventina di secondi dal terzetto al comando. Situazione quindi molto incerta in questo finale. Adesso gli atleti svolteranno a sinistra per andare direttamente verso nuovamente Bagnolo ed affrontare ancora a pochi chilometri di distanza dalla precedente ripetizione la salita verso la Rocca di Montemurlo. Questo è Vincenzo Albanese, che insegue ancora più indietro, ancora invece in ritardo, ma con un passo che ci sembra diverso rispetto a quello che avevamo visto prima della Rocca. Troviamo il campione sloveno Domen Novak, che adesso tutto solo prova a riportarsi davanti. Adesso davvero bella la pedalata del nazionale sloveno, che si sta per riportare su Albanese, mentre adesso con le immagini vediamo il dorsale 108. Si tratta di Alberto Turchetti, che è insieme praticamente all'altro nazionale sloveno Christian Kumar. Praticamente si stanno rimescolando le carte alle spalle del terzetto che sta guidando la corsa, terzetto che tra non molto inizierà per la sesta volta la salita verso la Rocca. Infatti ci troviamo in località Bagnolo, tra un paio di chilometri la strada tornerà ad impennarsi verso il sesto e penultimo passaggio dalla Rocca di Montemurlo. Ancora il terzetto al comando, ricordiamo coloro che fanno parte di questo terzetto. Lo vediamo in testa adesso a fare l'andatura Dmitry Strakov. In seconda ruota invece Pietro Andreoletti della team Aurea di Zanica. Terza posizione per Emanuele Murtas della formazione polisportiva monzummanese Alessio Carni Canyon. Questi sono i tre atleti al comando che iniziano la salita verso la Rocca per la sesta e penultima volta. È Pietro Andreoletti che fa l'andatura, l'atleta del team Aurea di Zanica, quest'anno
per lui un secondo posto nel campionato regionale, secondo posto ottenuto il 16 giugno scorso. Intanto come vedete questi sono i più immediati inseguitori che vedono in questo frangente la testa della corsa, ma adesso Andreoletti prova addirittura a staccare i compagni di avventura. Dicevamo il secondo posto nel campionato regionale a Torre de' Roveri in terra bergamasca, per lui anche due terzi posti, uno da segnalare, quello ottenuto a Canale in provincia di Cuneo nel nono Gran Premio Vini del Roero, mentre è giunto in Toscana sempre in quinta posizione al Gran Premio Liberazione a Turano di Massa. Si impegna in questo tratto in salita Pietro Andreoletti e guadagna decisamente nei confronti dei compagni di avventura. Abbiamo visto che il più immediato inseguitore è il corridore russo Strakov, mentre dietro Salamone con Burbi stanno faticando non poco. E guardate davvero il passo di questo atleta, sta salendo molto forte Pietro Andreoletti, che transita in prima posizione alla rocca. A 5 secondi troviamo il corridore russo Strakov, a una decina invece Emanuele Murtas. Chissà che il corridore sardo non possa tentare nuovamente l'aggancio nel tratto in discesa, mentre qui adesso siamo con Christian Kumar e poi tutti gli altri componenti del drappello dei più immediati inseguitori. Intanto come vedete Andreoletti si volta a controllare la situazione. Una volta raggiunto il termine della discesa forse sente che ancora è lunga ad andare al traguardo da solo, mancano ancora circa 25 km e quindi preferisce magari attendere i corridori che già facevano parte del terzetto, che prima della sesta ripetizione della rocca guidava la corsa. E come vedete adesso infatti Andreoletti sta procedendo abbastanza tranquillamente e dovrebbe attendere, così ci aspettiamo i più immediati inseguitori, che sono ancora Dmitry Strakov e Emanuele Murtas. Eccoli qua i due che si riportano su Andreoletti. Praticamente è Murtas il primo a riportarsi sulla testa della corsa e si va a ricomporre il terzetto che avevamo visto in precedenza. Si volta adesso Dmitry Strakov a controllare la situazione alle sue spalle, situazione che vede ancora i due sloveni, vale a dire Christian Kumar e Domen Novak. Sono loro che guidano l'inseguimento dei più immediati inseguitori. Poi abbiamo visto con il 134 Ravanelli, la volta di Salamone, transita anche il 108 Turchetti. Questi sono gli atleti che inseguono il terzetto al comando, tratto in discesa questo con un paio di tornanti, discesa abbastanza tecnica, ma come è per la salita una discesa breve. Arriva anche Roberto Burbi, che non dovrebbe avere problemi a riportarsi sul drappello dei controattaccanti, e a questo punto ci apprestiamo a vivere le fasi finali e conclusive del 33esimo Trofeo Fiaschi Cavalier Alfredo. Seguiamo la discesa di Roberto Burbi, atleta aretino della Val di Chiana, che vede lì davanti i più immediati inseguitori del terzetto al comando. Non dovrebbe avere difficoltà a riportarsi sui controattaccanti, anche se lui è stato uno dei promotori della fuga, quindi è particolarmente stanco. Adesso arrivano altri atleti, vediamo di chi si tratta, con la nostra seconda moto che sta riprendendo gli atleti che inseguono il terzetto al comando. Qui con il 109 sopraggiunge Fabio Baronti, anche lui è stato uno degli animatori della fuga che ha caratterizzato la parte iniziale e centrale di corsa. E poi arriva una maglia del Cipollini a Sali Stefen e si tratta di Alessandro Ghellere. Svoltano a sinistra nel centro di Montemurlo. Noi tra non molto ci riporteremo in testa con il terzetto, eccolo qua inquadrato ancora una volta. Chiede il cambio Emanuele Murtas, intanto anche la moto Lavagna che segnala un vantaggio di 24 secondi nei confronti dei più immediati inseguitori, mentre sono 52 i secondi di vantaggio nei confronti di ciò che rimane del gruppo, perché il plotone non sembra avere chance a questo punto di andare a raggiungere questi atleti, o perlomeno coloro che inseguono, perché davanti stanno dimostrando di avere davvero un bel ritmo. Quando ci apprestiamo, ormai siamo nel centro di Bagnolo, ad affrontare per la settima e ultima volta la salita verso la rocca. Intanto
Questi sono gli inseguitori che si sono ricomposti. Vediamo Ghellere, abbiamo visto anche Baronti, poi Turchetti, abbiamo intravisto anche con il 134 Ravanelli, più avanti la coppia della Slovenia con Christian Kumar e Domen Novak, è presente anche con il 44 Francesco Salamone e Roberto Burbi con il dorsale numero 2 della Foscobessi di Calenzano. Questi atleti inseguono a 24 secondi il drappello, il terzetto che guida la gara, e come vedete è attivissimo praticamente da inizio corsa, è sempre nelle prime posizioni Christian Kumar, che adesso si sta ovviamente sacrificando per il compagno di squadra nonché campione nazionale sloveno Domen Novak. Passaggio da Bagnolo anche per gli inseguitori, mentre con la testa della corsa siamo già in vista ormai dell'inizio della salita verso la Rocca, con Androletti che chiede collaborazione ai due compagni di avventura. Sicuramente il più attivo Androletti fino a questo punto, così come sta dando una bella mano il corridore russo Strakov, ma praticamente per il momento si stanno suddividendo i compiti con ottimi risultati, 3 atleti al comando, perché stanno guadagnando nei confronti degli uomini che inseguono. E ovviamente è un ottimo passista l'atleta russo con il dorsale 96, basti pensare che lo scorso anno è giunto quarto nel campionato europeo su pista specialità dell'inseguimento con un tempo di 3 minuti e 26 secondi, quindi un atleta che sicuramente ha nel passo la sua caratteristica migliore. Tratto in salita adesso con proprio il nazionale russo Strakov a fare l'andatura. Vedremo se, come è successo al giro precedente, Androletti proverà nuovamente l'allungo in solitaria. Per il momento si mantiene in seconda ruota il corridore bergamasco del team Aurea di Zanica, dorsale 131 per lui. Un po' più in difficoltà ci appare Emanuele Murtas in questo frangente sotto la spinta di Dmitry Strakov. Adesso la fatica è davvero tanta, siamo nel finale, siamo all'ultima delle 7 ripetizioni della salita verso la Rocca e perde leggermente contatto Emanuele Murtas. Adesso abbiamo visto per un attimo si stava portando al comando Pietro Androletti. Intanto siamo a 20 km dal termine, davvero le ultime battute di questo 33esimo trofeo Fiaschi Cavaliere Alfredo, ed è il pubblico, come sempre avviene in questa gara, delle grandi occasioni, che non manca mai ad applaudire gli atleti nello strappo verso la Rocca. Questi sono gli inseguitori che stanno iniziando anche loro la salita, ma davanti il copione è sempre lo stesso. Pietro Androletti rimane nuovamente in solitaria al comando nell'ultima ripetizione della salita verso la Rocca. Mani basse sul manubrio per il corridore diretto da Paolo Valotti. Non è presente oggi l'ex professionista bergamasco, ma è colui che guida questa formazione, è colui che l'ha portata ad essere una delle formazioni di riferimento quest'anno nel panorama ciclistico juniores, con un Lorenzo Rota superlativo, 6 vittorie in stagione, una delle punte della nazionale italiana sicuramente ai prossimi campionati europei in Repubblica Ceca, atleta particolarmente dotato in salita, come tutti tra l'altro gli atleti del team Aurea, che non ha un vero e proprio velocista, ma che in salita può contare su più carte. Uno tra queste è proprio Pietro Androletti, che sta dimostrando quest'oggi di avere non solo un ottimo spunto in salita, ma anche un'ottima visione di corsa, in quanto se n'è andato nelle prime fasi di gara con quella fuga che poteva sembrare azzardata, ma che si sta rivelando fino a questo momento la fuga decisiva nell'evolversi della situazione del 33esimo trofeo Fiaschi Cavaliere Alfredo. Attenzione, perché nel tratto in discesa è stato vittima di una scivolata di Dmitry Strakov, che quindi non fa più parte della coppia che inseguiva Androletti. Adesso Murtas tutto solo si sta riportando su Androletti, dovrebbe riuscire nell'aggancio il corridore sardo del polisportiva monsumanese Canyon Alessio Carni, adesso incitato anche dagli appassionati, dai dirigenti della formazione. Alessio Giuffredi
l'abbiamo visto, il direttore sportivo di questa formazione. Intanto alle spalle vediamo con il 121 Nobek Novak, poi con il 96 è proprio il corridore russo Strakov, che è stato vittima della caduta, con il 134 Ravanelli e poi la volta di Alberto Turchetti. In ultima ruota di questo drappello che insegue 2 uomini al comando abbiamo visto Francesco Salamone della Berti Mobili Benassi. Tanto ci prepariamo per vivere il finale di questa interessante edizione, la numero 33 del Trofeo Fiaschi Cavaliere Alfredo. Sono stati 172 gli atleti che hanno preso il via e siamo ormai ai 3 km finali con la coppia al comando composta da Emanuele Murtas e da Pietro Androletti. Abbiamo già ricordato i risultati quest'anno del corridore bergamasco del Team Aurea. Per Murtas invece non è stata una stagione particolarmente soddisfacente fino a questo punto. Per lui 2 secondi posti ottenuti in Sardegna, mentre lo scorso anno, da primo anno nella categoria juniores, ottenne ben 3 vittorie, una proprio qui vicino a Bagnolo di Montemurlo nella 42esima Coppa Sportivi di Bagnolo. Ma oggi ha l'occasione per rifarsi Emanuele Murtas, così come ha l'occasione per mettere la ciliegina sulla torta in un bel inizio di stagione Pietro Androletti. Vedremo chi dei due riuscirà ad avere la meglio. Dietro ormai non hanno più chance di rimontare, il cambio rota segue i 2 atleti al comando, questo testimonia un vantaggio di almeno 30 secondi. Pietro Androletti a tutta verso il finale di Vergaio di Prato, mani basse sul manubrio, mentre Emanuele Murtas in questo momento in seconda ruota, ma i due stanno collaborando in parti uguali, cambi regolari in testa alla corsa. Adesso Emanuele Murtas si porta al comando, siamo a 1300 metri dalla conclusione, tranne molto la svolta a sinistra e praticamente si va verso Vergaio, iniziano gli ultimi 1000 metri di corsa. Eccoci qua con i 2 uomini al comando, il cartello, lo vedete, il triangolo rosso dell'ultimo chilometro, 1000 metri alla termine, ormai sono irraggiungibili per chiunque altro, e si giocheranno il 33esimo Trofeo Fiaschi Cavaliere Alfredo, 4º Memorial Lando Fiaschi, 11º Memorial Massimo Bellandi, 6º Memorial Guido Palombo. Questi sono gli amici che gli organizzatori di Vergaio ricordano con questa bella manifestazione, una manifestazione che nel corso degli anni è cresciuta con un ritmo davvero interessante. Sono stati tanti vincitori di spicco in questa gara che è sempre stata nelle ultime edizioni di osservativa nazionale, e quindi è stata l'occasione per misurarsi per tanti atleti in vista dei campionati europei che quest'anno si svolgeranno il 21 luglio in Repubblica Ceca. E oggi sicuramente Rino De Candido, presente con la sua ammiraglia, avrà tratto importanti valutazioni proprio in vista della composizione della squadra dei campionati europei. Pietro Androletti in testa, Emanuele Murtas in seconda ruota, si stringe il laccino delle scarpe il corridore bergamasco, quindi ci si appresta ad una volata a 400 metri finali, ormai ultimi attimi, ultimi respiri di questo 33esimo Trofeo Fiaschi Cavaliere Alfredo. Sta per essere lanciato lo sprint, per il momento è in testa Pietro Androletti, che controlla sulla sua destra l'uscita di Murtas, ma parte lunghissimo Pietro Androletti. Vediamo se Murtas riesce a recuperare, ma non è così. Pietro Androletti del Team Aurea di Zanica va a vincere davanti a Emanuele Murtas della Polisportiva Monzummanese. I due si sono giocati il successo in uno sprint a 2, bellissima la vittoria di Androletti, che è stato grande protagonista in tutta la corsa. La volata per il terzo posto è appannaggio di Francesco Salamone della Berti Mobili Benassi, che precede il campione nazionale sloveno Domen Novak. In quinta posizione Andrea Montagnoli del Team Palma Cipriani e Gestri, sesto è Alberto Turchetti della Polisportiva Monzummanese, settimo uno sfortunatissimo Dmitry Strakov della formazione russa, ottavo Simone Ravanelli del Team Aurea di Zanica, nono è Manuel Pesci dell'ASD Sant'Egidio, mentre decimo è Luca Raggio dell'Unione Ciclistica Casano, nonché
vice campione nazionale. A questo punto non ci resta che andare ad ascoltare le interviste ai protagonisti di questa 33esima edizione del Trofeo Fiaschi, ricordandovi ancora una volta il podio, la vittoria di Pietro Androletti, primo successo stagionale per lui, ma a coronamento di una prima parte di stagione con grandi risultati. Secondo posto per Emanuele Murtas, terzo Francesco Salamone. Andiamo con le interviste del dopogara. Pietro Androletti, che bel successo, una gara corsa sempre davanti, una vittoria voluta fin dall'inizio, una squadra attiva su tutti i fronti. Anche nel finale eri più di uno, dietro c'era un tuo compagno a coprirti, insomma l'Aurea di Zanica sta dimostrando di essere una delle formazioni da battere ed in vista degli europei voi volete esserci. Sì, sicuramente siamo una grande squadra, agli europei ci sarà Rota, io settimana prossima sarò impegnato in Lussemburgo per la mia prima convocazione. Oggi mi ero promesso che volevo rifarmi dall'italiano, dove non ero stato per niente protagonista, ero sempre stato nella pancia del gruppo. Oggi volevo correre all'attacco, così ho fatto. Dopo 10 km siamo andati in fuga, sono sempre stato lì. Nel finale ho dato tutto e anche se avevo i crampi nel finale veramente volevo vincerla e ce l'ho fatta. Una corsa importante, sono veramente felice. Prossimi appuntamenti dopo il Lussemburgo, un appuntamento su tutti, la 3 giorni aerobica. Sì, dopo il Lussemburgo ci sarà la 3 bresciana e dopo la 3 giorni aerobica dove siamo in casa. Conosco molto bene il percorso, è un percorso molto impegnativo quest'anno. Sicuramente anche lì siamo una squadra competitiva e daremo il massimo per cercare questo successo. Emanuele Murtas, questa stagione stenta ad ingranare la marcia giusta, però le gambe ci sono, oggi lo hai dimostrato, una gara all'attacco e poi cede anche nel finale. Androletti era più veloce di te, comunque hai provato a fare il meglio. Sì, siamo andati via dopo la prima volta sulla Rocca. È stata una stagione piuttosto deludente perché ho fatto la prima metà di stagione che insomma è stata parecchio sfortunata, 5 cadute, diversi malanni e poi ora ho incominciato a ingranare bene la marcia e si è visto oggi che nel finale c'era. Poi vabbè, negli ultimi 10 km avevo i crampi e lui è stato più veloce, io me la sono giocata. Archiviato questo Trofeo Fiaschi, quali sono i prossimi appuntamenti? Ma adesso c'è Peccioli domenica e poi proviamo alla 3 giorni aerobica a vedere fare qualcosa. Francesco Salamone ha vinto la volata dei battuti, quest'oggi 2 corridori sono riusciti a scapparvi di mano, erano i più forti forse del gruppetto davanti, voi dietro avete provato ad inseguire. Forse è mancata un po' la collaborazione, a parte lo sloveno non c'era grande collaborazione. Sì, dietro non c'era tanta collaborazione, poi all'ultimo giro avevo i crampi ma ho provato a fare bene in volata. La gara è stata tirata fin dai primi giri, ma al 70° chilometro ho provato da solo e ho preso i 15 davanti. Poi si è decisa la gara all'ultimo giro, quando i due sono andate via. Senti, un buon terzo posto, un bel punto di partenza per la seconda parte di stagione. Sì, questa stagione non è stata molto bella, ma ora ci stiamo allenando veramente bene e cerchiamo di fare bene. La condizione è buona. Maria Bruni, vicepresidente vicario del Comitato Regionale Toscano della Federciclismo, Trofeo Fiaschi, fiore all'occhiello del Comitato Regionale, gara ormai davvero diventata un banco di prova in vista dei campionati europei. Quest'oggi in qualche modo è stata decisa la squadra per i campionati europei. Un bel orgoglio, penso, per la Toscana e poi anche da Pratese. Certo, certamente è un fiore all'occhiello per noi Regione Toscana. Vabbè, come pratese non posso essere orgogliosa del 33esimo Trofeo Fiaschi, quindi un podio di tutto rispetto e un plauso veramente a Marcello per tutto quello che ha fatto per mettere su un'impresa del genere, 170 corridori alla partenza, quindi è di tutto rispetto, veramente corridori di alta qualità. Passano gli anni ma il Trofeo Fiaschi non smette di stupire. Adriano Benigni è un po' colui che coordina questo gruppo di persone che da tanti anni, da 33, si adopera per ricordare il Cavalier Fiaschi. Negli ultimi anni un ricordo in più per ricordare un amico che forse quanto te se non di più si era impegnato nella realizzazione di questo trofeo. Si va avanti nel ricordo di persone che hanno amato il ciclismo, si va avanti amando il ciclismo e la risposta è questa, direi che si può essere soddisfatti. Ma noi siamo orgogliosi di poter in qualche modo ricordare amici che non ci sono più e che hanno dato tanto al mondo dello sport, al mondo del ciclismo e non soltanto, perché ci sono anche
tra i ricordi Massimo Bellandi, che è stato un amministratore importante di questa città e della regione toscana. Nel ricordo noi lavoriamo per poter consolidare una tradizione, per fare in modo che questo trofeo possa continuare ad essere un momento importante per la città, non solo per il paese di Vergaio, ma per la città e per gli sportivi pratesi, in particolar modo nel mondo del ciclismo, ma per tutto il mondo sportivo, perché credo che oggi sia stata una bella giornata di sport, in particolar modo, ripeto, per il ciclismo. Noi siamo soddisfatti di come è andata la manifestazione, perché abbiamo avuto un bel podio, abbiamo avuto 170 partecipanti, che già questo testimonia il valore di questa manifestazione. Abbiamo avuto il campione italiano, la squadra nazionale russa, e pertanto ecco, credo che con l'impegno di tutti, ma in particolar modo io lo voglio sempre ricordare della famiglia Fiaschi e di Marcello, che sta lavorando insieme a tutti, noi riusciamo a portare avanti questa manifestazione e speriamo anche nei prossimi anni che possa arrivare anche qualcosa di più, oltre che il trofeo, ma si possa abbinare anche qualcos'altro a questa manifestazione ormai molto importante. Ecco, qui hai lanciato un sasso per il prossimo anno, ormai da quest'anno non esiste più la settimana tricolore, il sogno sarebbe portare qui la massima competizione nazionale per juniores, per oggi la qualità era davvero altissima, davvero era l'ultimo banco di prova per i campionati europei. Cosa dire? Grande qualità, grande pubblico che sulla Rocca non manca mai, grande organizzazione, ma soprattutto un grande e un grazie a coloro che vi aiutano anche. Non c'è dubbio, però insomma anche oggi la manifestazione ha fatto vedere che anche dal punto di vista organizzativo siamo pronti ad ospitare anche qualcosa di più rispetto a già l'organizzazione già importante del trofeo Fiaschi. Come avete visto anche oggi il commissario tecnico della nazionale è qui presente, proprio perché tutti gli anni ormai è presente, e credo insomma ecco che con l'aiuto di tutti possiamo davvero puntare a qualcosa di più nei prossimi anni, non dico il prossimo anno, ma insomma nei prossimi anni, vedremo. Comunque vada, il prossimo anno ci ritroviamo tutti qui a Vergaio. Su questo non c'è il minimo dubbio, sarà così. Il trofeo Fiaschi è uno degli ultimi banchi di prova in vista del campionato europeo del 21 luglio, Rino De Candido non è voluto mancare, non manca ormai da anni a questa manifestazione, sempre presente. Oggi cosa ci ha detto la strada? Ma sicuramente sono due ragazzi che meritano di essere arrivati dove sono arrivati, anche perché hanno fatto tutta la corsa in fuga, quasi 120 km in fuga, vabbè, con altri compagni, però sono sempre stati davanti. Poi in finale hanno attaccato e pertanto meritano sicuramente di essere arrivati dove sono arrivati, perché hanno avuto anche il coraggio di attaccare in finale, che vuol dire che sono in un momento di forma sicuramente buona. Per ciò che concerne l'organizzazione mi ha fatto molto piacere vedere un'infinità di gente sulla Rocca, perché effettivamente si è vista molta Rocca, che vuol dire che abbiamo ancora gente con molta passione per il ciclismo, che se ne dica, e questo sicuramente fa bene al ciclismo. Campionato europeo, entriamo nel merito, un percorso impegnativo. Io l'ho visto in Repubblica Ceca, è sicuramente un percorso molto impegnativo. Adesso dopo la gara tappe che andiamo a fare in Lussemburgo, così stabiliremo i nomi che andranno a farla, e pertanto ci saranno sicuramente elementi che si adattano a percorsi molto duri e impegnativi. Eugenio Fattarini quest'oggi è alla guida del team Aurea Immobiliare di Zanica. È un piacere guidare una formazione così, perché spesso si parla delle punte, si parla di Rota come plurivittorioso della stagione, però è una formazione che ha diverse carte da giocare e oggi lo ha dimostrato. Sì, oggi avevamo proprio preparato la corsa prima, così gli ho detto ai ragazzi: siamo venuti giù da lontano fino da Bergamo, dobbiamo andare giù a essere protagonisti, dobbiamo attaccare subito e non stare lì a aspettare il finale. E abbiamo deciso di mandare dentro i due Ravanelli e Andreoletti nella fuga, e Rota lo tenevamo per il finale. Più bene di così, è proprio andata come avevamo previsto. E poi io è la prima volta oggi che ho in mano la squadra, proprio perché il direttore sportivo è Paolo Valotti, si è preso una settimana di vacanza e mi ha detto vai a sostituirmi. È felicissimo anche lui, perché l'ho sentito prima che è in vacanza e abbiamo fatto proprio una bellissima corsa.